Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Ci si è messa di mezzo la pioggia in questo primo fine settimana di maggio a rovinare la manifestazione alla Corte degli Estensi, organizzata anche quest'anno dall'Associazione Este Medievale in collaborazione con l'amministrazione comunale. Nel weekend del 1° maggio, all'interno del castello, è stata rievocata la liberazione della città ad opera di Azzo VII, che nel 1257 cacciò Ezzelino III da Romano, definito uomo di sangue e inumano agli umani, riconquistando i castelli di Calaone e di Cero. Da venerdì 30 aprile i giardini del castello di Este si sono colorati di antichi drappi medievali e sono stati animati da balli, tornei, giostre, musici e sbandieratori. La manifestazione si sarebbe dovuta concludere domenica 2 maggio con l'assalto e l'incendio delle mura, ma la pioggia ha rovinato i piani degli organizzatori. Este Medievale è un'associazione culturale che nasce nel 2002 per promuovere il territorio tramite la valorizzazione storica del popolo estense. Questa attività si intreccia a quella della Contrada San Giacomo di Ferrara e della Proloco di Grottazzolina, in provincia di Ascoli Piceno, che ha permesso la nascita del Consorzio Storico-Culturale Terre e Castelli Estensi, con la finalità di riscoprire le antiche comuni origini dei 3 territori legati dal casato estense, che in epoca medievale li ha governati.